Bene, salve a tutti, sono sempre io, Xtrail. Non parlo ad alta voce perché diciamo che non è presto, non voglio disturbare. Questa è la seconda parte di Mario Bros che spero di riuscire a caricare, la caricherò se verrà fatta bene, cosa che mi auguro. È la seconda volta che provo a farla, vediamo se stavolta fungerà. Via! Aspettate. Sono un po' nabbo ancora, non ci ho preso bene la mano, ma poco male. Ok, adesso la prima cosa da fare è ucciderla. Ehi, prendiamo questa. Le monete strane me le prenderò tutte, solo alcune, le altre poi farò una guida apposta. Come ho già detto nella prima parte comunque. Oh, sono riuscito a fare la sponda finalmente. Ora, ovviamente usiamo questo, fino che arrivi. Poi, se vi ricordate, indietro, vediamo, no, qui ci dovrebbe essere una moneta in po', ma indietro avevo lasciato apposta no, non sto, beh, lasciamo perdere, sono sfumati i miei piani, come avevo detto, sono nato in questo periodo, e già tanto che riesco a muovermi, riesco a muovermi. Non so perché, ma ultimamente il programma che uso non sta fungendo molto bene. E non capisco il perché. Comunque, ora qui, se non ricordo male, infatti. No, ho sbagliato. Che figure che sto facendo. Vabbè, non ho preso una moneta. Che figuracci. Pensare che sti video li devo pubblicare. Ne faccio ste nabbate. Guardate, non riesco neanche a seguirlo. Se volete commentare potete dire che sono scorso su tutto perché sono veramente nabbo. Ricordate che per lo 00 il trucchetto non vale, ma solo da 99 a 11. E via. Adesso dovremo fare i video molto in fretta perché come voi tutti sapete c'è il limite di tempo. Il fumo gigante. Sta registrando scatti, questo non mi piace, non mi piace per niente. Oh, adesso si è sbloccato, più o meno. Con il fumo gigante bisogna stare attenti in questa zona, perché sennò si rischia di cadere. Ora vi spiego, non andate troppo di fretta, perché adesso, ecco, infatti, qui si rischiava. Ah, che nabbo! Guardate, allora, spero che ho paura per il limite di 15 minuti che poi mi diventa un casino cancellare le parti, veramente non mi piace, anche se, bello Mario, è il mio preferito, lo preferisco persino più del terzo, perché secondo me
è molto sottovalutato. Con Minimario si possono fare grandi cose, a parte a volte quando si gioca in due, uno versus uno. Poi vi farò pure la guida ai minigiochi, ma diciamo che sono meno interessanti ovviamente. Oh, qui non dovrei avere problemi. No, ma dai, mi hanno abitato in colpa del mio. No, ma ragazzi, allora questo tanto fino. Allora, veramente non so perché ultimamente va scatto, io non ho toccato niente, tanto meno intendo farlo. Allora, tanto a questo livello credo che lo riuscite a superare pure senza che vi faccia il video, perché adesso provo l'ultimo. Ma se non ce la dovessi fare perché non so se vi notate che stranamente mi va a scatti e non riesco a capire il perché. E allora questo mi dà fastidio, sinceramente molto fastidio. Sono una lo stesso, ma non così tanto come vi sto mostrando. Quindi provo l'ultima volta, se no pazienza. Tanto è un livello molto facile. Credo che riusciate a superarlo tutti. Io per quello per il Nintendo ve lo finisco in 2 ore e mezza. Con quasi tutte le storie. Bene, guardate, allora, ciao. Ehm, Adesso stop. Questa era la seconda parte. Una merda, ok? Non abbiamo fatto un cazzo. No, forse non la pubblico. Aspettate un attimo. Va bene, dai, pubblico. La pubblico, però la metterò pure nella mia cartella dei fallimenti.